Euroregione.news. Elezioni 2023 in Friuli Venezia Giulia. In periodo di confronti sia tra gli esponenti dei partiti, sia tra i risultati concreti conseguiti e le precedenti promesse elettorali, con l'assessore alla cultura del Comune di Udine, Fabrizio Cigolot, abbiamo ricordato quanto fatto in questo quinquennio, sia quali sogni culturali sono rimasti nel cassetto buoni per il futuro. L'attività di un amministratore è molto semplice, deve cercare di lasciare meglio le cose da come le ha trovate, deve cercare di promuovere iniziative e ovviamente deve stare attento ai soldi. Questo è il bilanci, quindi abbiamo cercato con ogni modo e anche aiutati da molti di sistemare quello che abbiamo trovato, il castello, Casa Cavazzini per ospitare grandi mostre, il palamostre, abbiamo acquistato l'Odeo, insomma abbiamo cercato di arricchire l'offerta culturale della città cercando di valorizzare i suoi edifici storici, le sedi dei civici musei e poi anche il tessuto urbano della città, questo sempre legato all'aspetto culturale. Poi per quanto riguarda le iniziative, 2 grandi mostre, queste sono sicuramente una cosa della quale come amministrazione, anche io personalmente mi sento orgoglioso di aver portato. Abbiamo avuto il grandissimo determinante aiuto di Don Alessio Geretti con tutto il comitato di San Froliano e poi tante altre mostre che hanno voluto segnare, questo è un preciso indirizzo di politica culturale, questo ruolo di Udine capitale del Friuli, quindi promuovere persone, vicende e aspetti legati alla storia di questo nostro territorio. Giovanni da Udine, Marcello Dorivo, Raimondo da Ronco, ma anche l'Agro Aquileiese, quindi siamo in epoca romana, la preistoria, con tante mostre che valorizzano appunto questo nostro amato Friuli, anche del Museo Friulano di Storia Naturale, perché per quanto chiuso ha sviluppato tante attività. Diciamo che questi sono gli aspetti che noi portiamo all'attenzione al termine del nostro mandato. E poi i conti, che dicevo prima, in questi anni le aliquote, le tariffe non sono state toccate, l'amministrazione, per precisa volontà del sindaco, l'onorevole Pietro Fontanini, ha gestito in maniera molto oculata le risorse che sono state date, ne abbiamo trovate tante perché con il PNR, con i fondi europei abbiamo potuto arricchire, diciamo così, la nostra provvista finanziaria e quindi abbiamo cercato di dare il massimo, ecco, in tutti questi anni segnati anche da momenti difficili come quello della pandemia. Abbiamo cercato di operare con trasparenza e con grande spirito di squadra, ecco, questo mi sento sottolinearlo. Io ho un sogno, ecco, quello di valorizzare l'Odeon e di completare i lavori del Palamostre per portare anche lì una nuova sede dei civici musei con le gallerie del progetto, con spazi espositivi dedicati soprattutto agli artisti friulani contemporanei, perché Casa Cavazzini è sede di grandi mostre, il Palamostre può essere uno spazio dedicato particolarmente a loro e poi completare il Museo Friulano di Storia Naturale, ecco, questi sono gli impegni, e poi valorizzare con una grande iniziativa culturale la città di Udine, che diventi sempre più attrattiva a vantaggio della cultura, dell'arte e della promozione dei nostri concittadini, ma anche a vantaggio dell'attrattività turistica. Per Euroregione News, da Udine Marco Mascioli. Euroregione.news